Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio, buona serata ormai dal Palarestivo di Cagliari per assistere alla settima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile tra la Surgical Virtus Cagliari e la FEBA Civitanova Marche per questo recupero di campionato che va in scena di giovedì sera. Subito la prima palla 2 conquistata da Civitanova, che va subito a sbloccare il risultato con i primi 2 punti di questo primo quarto, mentre arriva la conclusione della distanza dell'ultima arrivata in casa Virtus, vale a dire Kowalska, con il pallone che si incastra tra il tabellone e il ferro. Palla in mano alla formazione ospite. Diamo subito un'occhiata ai quintetti proposti dai due tecnici, coach Iris Ferrazzoli. Parte con Kowalska con la maglia numero 3, con la 9 Zolfanelli, con la 15 Brunetti, con la 17 Podda, con la 23 il capitano Laura Pellegrini. Il palleggio di Zolfanelli, lo scarico, Podda in zona d'angolo, poi Brunetti si gira e va alla conclusione in sospensione con i primi 2 punti di questo incontro per l'ex giocatrice di Cuscagliari e San Salvatore Serargius, mentre risponde il Civitanova di coach Gabriele Carmenatti con Rosellini con la casacca numero 5, con la 6 Paoletti, con la 7, anzi con la 8 Boccola, con la numero 9 Zinic, con la numero 11 Castellani. Dirigono l'incontro mentre arrivano gli altri punti in casa Virtus. 4-2 il parziale in questo momento, mentre ancora sotto canestro, ancora altri 2 punti per Marina Zinic. 4 pari, dicevo, arbitrano l'incontro le signore Lucia Bernardo della sezione di Aprilia. Dalla parte delle panchine invece in questo momento c'è la signora Arianna Del Gaudio della sezione di Napoli, mentre c'è il fallo, canestro che ovviamente non viene convalidato sulla penetrazione di Martina Zolfanelli. Palla in mano alla Virtus che indossa la classica casacca bianca con richiami blu, mentre risponde Civitanova che a colori invertiti, Royal la maglia con richiami bianchi anche nel pantaloncino, mentre adesso altra conclusione di Brunetti, palla che tocca il ferro, poi c'è la palla strappata da Podda. Un fallo a testa commesso in questi primi 2 minuti di gioco sul cronometro. 8 minuti e 5 secondi da giocare, mentre adesso la penetrazione, pallone fuori per la numero 6 Paoletti, ancora il palleggio, arresto e tiro, c'è il fallo di Pellegrini. Fallo di Capitan Pellegrini. Va in lunetta la numero 6 Paoletti. A segno con il primo libero. Non va a segno con il secondo, il rimbalzo di Brunetti. Adesso Kowalska la va sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone che poi tocca il ferro e rientra in campo per la ripartenza subito di Civitanova, palla affidata alla numero 5 Rosellini. Lo scarico arriva a rimorchio con il canestro numero 6 per la numero 8 Boccola. Lo scarico ancora di Zinic che sotto canestro fa valere i suoi centimetri. Adesso posso palla con Zolfanelli, il palleggio, lo scarico ancora Zolfanelli, la finta di Zolfanelli, doppia finta, lo scarico per la conclusione di Pellegrini da 3 punti, palla che tocca il ferro, ancora Podda alla ricerca del pallone che poi però arriva tra le braccia delle giocatrici della formazione ospite. Ancora Zolfanelli
sulla difesa forte della formazione isolana. Zolfanelli sino in fondo, ancora palla appoggiata al tabellone che danza poi sul ferro, non fortunata, ma questa non è una novità. La formazione cagliaritana, adesso Brunetti sotto canestro, viene superata con il canestro numero 9 che porta la firma della numero 8 Giorgia Boccola. 9-4 il parziale, 6 minuti e 30 al termine del primo quarto. Ancora Kowalska in palleggio, le finte, lo scarico per Pellegrini che rientra dalla linea del tiro libero, poi non può far nulla Podda, non riesce a mantenere il pallone in campo, già giocato da Civitanova. Il palleggio di Castellani, lo scarico, adesso c'è il pressing di Brunetti, palla dentro per Zinic, un altro fallo fischiato contro la Virtus. Fuori Podda, dentro la numero 7 Savateri. Primo libero, messa a segno da Zinic. Sbaglia il secondo, 10-4 per Civitanova. Adesso Brunetti, palla dentro per Zolfanelli che si gira ancora il ferro a dire di no all'attacco della formazione cagliaritana. Adesso Civitanova riparte, l'arresto, il passaggio per Castellani, lo scarico, pallone messo ancora fuori per Paoletti, pressato da Pellegrini. Paoletti, c'è il raddoppio, lo scarico, la finta, ancora 5 secondi da giocare, ma arriva un altro canestro per Boccola. (12-4). Ancora Zolfanelli, c'è il movimento di Pellegrini che riceve il palleggio, il blocco ancora per Zolfanelli che manda a vuoto la numero 11 Castellani. Poi la conclusione, tocca ancora il ferro, il rimbalzo è preda di Civitanova. Zinic, pallone messo fuori, la tripla, palla che tocca il ferro dalla parte opposta questa volta, ma ancora Zinic al rimbalzo, un'altra tripla tentata dalla numero 5 Rossellini. Il rimbalzo per la Virtus è di Savateri, pallone affidato ancora a Pellegrini. Savateri fa sportellate all'interno del verniciato. Ancora Kowalska, lo scarico, la finta, palla fuori per Pellegrini che deve andare alla conclusione, blocca i piedi per terra, conclusione, pallone ancora corto, c'è la ripartenza di Civitanova, palla dentro per Zinic. Ancora Zinic, si gira, contrastata molto bene questa volta da Savateri che fisicamente non ha niente di meno dell'avversaria. Ancora Savateri sulla numero 5 Rossellini, la tripla di Rossellini, palla che tocca il ferro, rientra in campo, addirittura il rimbalzo, la più lessa è Laura Pellegrini. Ancora Pellegrini in palleggio, Kowalska, c'è la penetrazione, lo scarico per Zolfanelli, la tripla di Martina Zolfanelli che accorcia le distanze, 7 per la Virtus, 12 per Civitanova. Ancora formazione ospite con la conclusione da 2 che va a segno da parte di Francesca Rosellini. E adesso c'è il time out.
Si riparte, palla in mano, alla Virtus, ancora con Zolfanelli, palla schiacciata a terra, Pellegrini, lo scarico per Lussu, ancora Savatteri, spalle a canestro, mantiene lei il possesso, va alla conclusione, il rimbalzo è il suo, subisce fallo, non riesce a concludere il suo attacco con il canestro più la lunetta. Ancora Lucia, Savatteri in lunetta, pallone corto, tocca il ferro, rientra in campo, sbaglia il primo libero. Ancora Savatteri, questa volta accetta il suggerimento di Iris Ferrazzoli, respira profondamente e apre molto bene la parabola della sua conclusione, va a segno con il punto numero 8 per la Virtus, 14 per Civitanova, 2 minuti 45 secondi ancora da giocare in questo primo quarto. La conclusione che tocca a tabellone, ferro per 2 volte da parte di Zinic per il punto numero 15 della formazione ospite. Adesso si lotta sotto canestro, Kowalska, spalle a canestro, si gira molto bene, palla ancora che danza sul ferro, rientra in campo mentre arriva la conclusione da 2 per Paoletti. Più 10 per Civitanova, 8 per la Virtus, 18 per la Civitanova. Ancora Zolfanelli con il pallone tra le mani, poi Pellegrini, c'è il movimento di Savatteri, c'è anche quello di Kowalska che riceve palla per Savatteri che va alla conclusione, ancora un po' timida la conclusione di Savatteri. Adesso palla per Civitanova, non c'è lo scarico, c'è il fallo, l'infrazione fischiata ai danni della numero 8 Giorgia Boccola. Lussu, lo scarico ancora per Pellegrini, si prepara subito Brunetti per rientrare in campo. Adesso Kowalska, va lei sino in fondo, questa volta va a canestro con il pallone che si appoggia al tabellone. 10° punto per la Virtus. Adesso c'è il fallo fischiato ai danni di Lussu. Incredula Lussu per il fallo fischiato ai suoi danni. Si riparte con il passo palla in favore della FEBA Civitanova Marche. Ancora il palleggio di Castellani, lo scarico verso Paoletti. Sono ancora in campo le stesse 5 giocatrici per Civitanova, le stesse 5 giocatrici dall'inizio del primo quarto. Mancano 48 secondi alla conclusione. Ancora Lussu, va lei alla conclusione con il canestro di Lussu, che si prende la responsabilità di gestire il pallone, andare alla conclusione con il punto numero 12, 18 quelli di Civitanova. Si riparte ancora Civitanova in posto palla con il palleggio di Castellani. Il pallone affidato a Rosellini, ancora il palleggio per Paoletti. Castellani
per Rosellini, la conclusione di Rosellini, palla che tocca il ferro, il rimbalzo è preda di Brunetti che poi affida la palla a Zolfanelli, la finta di Zolfanelli supera la linea mediana del campo, pallone addirittura che sbatte sopra Brunetti. 6 secondi ancora da giocare in questo primo quarto. Zolfanelli, la penetrazione, arresto e tiro, il tiro tocca il tabellone e il ferro non riesce ad andare alla conclusione in maniera pulita e a gestire al meglio questo ultimo possesso palla. Si va al riposo dopo il primo quarto con il punteggio di 12 per la formazione padrona di casa della Virtus Cagliari, 18 per la formazione ospite della FEBA Civitanova Marche. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Secondo quarto di questa sfida valevole per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie 2 di basket femminile tra la Virtus Cagliari e Civitanova Marche. Siamo andati alla conclusione dopo i primi 10 minuti di gioco con il punteggio di 12 per la formazione cagliaritana, 18 per la formazione ospite Cagliari, che riparte con Lussu con la maglia numero 6, con la 7 Savateri, con la 9 Zolfanelli, con la 3 Kowalska, con la 15 Brunetti. Questo il quintetto riproposto da Iris Ferrazzoli. Risponde invece Civitanova, che ha giusto un cambio rispetto al quintetto che ha iniziato e ha concluso il primo quarto, con la numero 18 Binci al posto della numero 11, vale a dire Castellani. Nel primo quarto hanno giocato soltanto 5 giocatrici per Civitanova. Ha fatto ruotare invece 7 giocatrici Iris Ferrazzoli in casa Virtus, quindi bisogna capire quanta autonomia potranno avere le stesse giocatrici per Civitanova nell'arco dell'incontro. Adesso posto palla, ancora la tripla, palla che tocca il ferro, il rimbalzo di Kowalska, poi l'ultimo tocco della numero 18 Binci. Quindi Civitanova che riparte con Rosellini, Paoletti, Boccola, Zinic e Binci. Adesso la conclusione, ancora a segno per Zolfanelli, che allunga il suo score. Sono 5 i punti sino a questo momento, ne aveva messo a segno 3 dopo il primo quarto. 4 punti per Kowalska in casa Virtus, mentre adesso lenta la difesa cagliaritana che non va a prendere il rimbalzo, mentre la prima stoppata di Brunetti ai danni della numero 5 Rosellini. Ancora Rosellini, palla schiacciata a terra, messa dentro il verniciato, c'è il rimbalzo di Savateri, c'è uno scontro sotto canestro, protegge il pallone Savateri, che va a chiedere anche il pallone a Zolfanelli, che va alla conclusione ancora da 2 punti e arriva il time out di coach Gabriele Carmenati. Minuti
46 secondi giocati in questo secondo quarto, 0 il parziale di Civitanova, che ha chiuso con 18 punti dopo il primo quarto, è ancora ferma a 18 punti. Adesso Zinic sino in fondo, c'è il fallo di Savatteri, non c'è il canestro però per Zinic. Sborfia per la giocatrice con la casacca numero 9 di Civitanova, che adesso va in lunetta. Sono 18 pari le formazioni. Adesso Zinic va a segno col primo libero. A segno anche col secondo. +2 adesso per Civitanova. C'è il primo pressing portato da Francesca Rosellini, palla affidata adesso a Kowalska, c'è il blocco di Brunetti. Kowalska ancora la conclusione, c'è il fallo con canestro, questa volta la diabendata guarda bene in faccia alla numero 3 Angelica Anna Kowalska, con il pallone che tocca il ferro, parabola alta che ricade proprio dentro la rettina del canestro difeso da Civitanova per il 20 pari, e andrà anche in lunetta. Sbagliato però il libero. Adesso Civitanova con Rosellini, c'è il possesso palla dentro per Zinic, ancora Rosellini, il palleggio, poi lo scarico dalla parte opposta per Binci. C'è Lussu che arriva prima di tutte, riparte così la Virtus con Lussu fino in fondo, c'è la conclusione di Lussu con il pallone che tocca ancora la parte esterna del ferro, ricade in campo, sembra abbia un problema, però Lussu zoppica. Caparbia l'azione di Lussu, che adesso va in lunetta. Sbagliato il primo libero con il pallone che tocca per 2 volte il ferro. Va a segno col secondo e arriva il cambio. Fuori la numero 8 Boccola, dentro la numero 16 Bolognini. Possesso palla per Civitanova con Rosellini, il palleggio sino in fondo, poi lo scarico, palla che gira, palla corta che poi cade tra le braccia di Zolfanelli, che può ripartire. Ancora Zolfanelli, palla schiacciata a terra per Podda, che appoggia a canestro per il sorpasso della Virtus, 23-20. Virtus che in realtà era già in vantaggio con il +1, arrivato grazie al libero messo a segno da Lussu. Ancora Kowalska in pressing, c'è il fallo della giocatrice con la maglia numero 3 della Virtus Cagliari, che comunque sta dando sostanza, sta dando fisicità, sta dando forza e anche punti importanti alla causa della formazione cagliaritana. Adesso palla già rimessa in gioco, c'è la finta da parte di Bolognini, si va sino in fondo con la numero 24 Zanetti. Adesso Zolfanelli, il palleggio, sguscia via Zolfanelli, arresto e tiro con il pallone che non tocca neanche il ferro. C'è la ripartenza per Civitanova, ancora con Zolfanelli che disturba la conclusione della numero 18 Binci. L'ultimo tocco è di Zinic, si ripartirà con il possesso palla. Si parte con il possesso palla affidato alla Virtus. Ancora Zolfanelli,
5 minuti 52 secondi al termine e al riposo lungo, al termine del secondo quarto e al riposo lungo. Ancora Kowalska sino in fondo, nasconde il pallone, va alla conclusione, tabellone ferro con rimbalzo recuperato da Civitanova, non fortunata certo la giocatrice con la maglia numero 3, la bionda Kowalska. Adesso Zanetti, penetrazione con canestro per la numero 16, vale a dire Bolognini, più 1 ancora per la Virtus. 5 minuti e 10 secondi da giocare. Kowalska, pallone in mano, ancora Kowalska, scarica per Podda. Adesso Brunetti sotto canestro, si gira, difende bene il pallone e va a canestro, ancora in girata, ancora in sospensione. Si riporta più 3 la Virtus, che sta giocando punto a punto con Civitanova. Adesso il palleggio, lo scarico di Zanetti per Binci, palla giocata per Bolognini, un'altra stoppata di Brunetti, pallone che rimane là, arriva Podda. Palla contesa affidata alla Virtus, fuori la numero 5 Francesca Rosellini, dentro la numero 6 Anna Paoletti per Civitanova. Ancora Zolfanelli, il palleggio. Adesso Kowalska, spalla canestro, fa sportellate, cerca lo spazio per girarsi, lo ottiene, pallone però sbagliato, poi c'è la stoppata di Lusu che recupera insieme a Podda il pallone. Un altro possesso palla per la Virtus, con il pallone in mano affidato alla numero 9 Martina Zolfanelli. Lo scarico per Angelica Kowalska che va sino in fondo, c'è la conclusione con il canestro e il fallo subito da Kowalska. 27-25 per la Virtus Cagliari. Doppio cambio in casa Civitanova, di nuovo dentro Rosellini insieme alla numero 11 Castellani, esce Zanetti. Esce anche la numero 18 Sofia Binci. Sbagliato il libero da parte di Kowalska. Adesso riparte Civitanova, palla affidata a Boccola, lo scarico per la numero 6 Rosellini, ancora Boccola, palla dalla parte opposta con la conclusione però lunga della numero 6 Paoletti. L'ultimo tocco sotto canestro è di Irene Bolognini. Adesso fuori di nuovo Brunetti, va a rifiatare dentro Savatteri. Palleggio di Zolfanelli, guarda solo la palla, la diretta avversaria, vale a dire la numero 11 Castellani. Adesso Kowalska ancora a canestro. C'è la conclusione adesso di Boccola, palla che tocca il ferro, il rimbalzo è preda della numero 16 Bolognini, ma ancora Podda, che ogni palla contesa è una forza della natura. Palla strappata anche questa volta. Adesso possesso per Civitanova, c'è la conclusione, palla corta, il rimbalzo, palla messa fuori dove arriva Castellani. Adesso Boccola, spalla a canestro, palla ancora fuori, c'è la tripla con il pallone che tocca il ferro, un po' priga Savatteri. Adesso la finta, palla affidata ancora alla tripla messa a segno da Rosellini.
29 per la Virtus, 25 per Civitanova che si rifà sotto. 2 minuti 43 secondi al riposo lungo. Ancora Zolfanelli, lo scarico per Podda, palla affidata all'ex capitano del San Salvatore, vale a dire Anna Lussu. Adesso Savatteri, palla dentro per Zolfanelli. Ancora 4 secondi, Zolfanelli sino in fondo, palla che tocca il ferro, c'è la spinta su Podda non vista dal direttore di gara. Ancora conclusione da 2 punti di Castellani, si rifà sotto Civitanova, più 2 ancora per la Virtus. Adesso Zolfanelli, Podda difende lei il pallone, la finta, il contromovimento, poi palla giocata male questa volta da Podda. Arriva subito la richiesta di time out da parte di Iris Ferrazzoli che, conoscendola, non le manderà a dire. Adesso Lussu abbassa il ritmo con il palleggio. Kowalska, Savatteri, si gira Savatteri, cerca il perimetro, ancora Savatteri che però non tocca neanche il ferro, sbaglia la conclusione probabilmente un po' forzata. Adesso pallone messo fuori, cambio di direzione con conclusione del pareggio da parte della numero 11 Castellani. Adesso arriva il time out. Palla in mano alla Virtus, ancora 1 minuto 18 secondi da giocare, poi si andrà al riposo lungo di questa 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di basket femminile. Adesso si fa quasi stoppare Pellegrini, possesso palla ancora affidata a Podda che poi la mette in mano a Kowalska, affida il pallone alla giocatrice con la maglia numero 3 che poi riceve ancora da Brunetti, ancora Kowalska dalla distanza, palla che tocca il ferro, il rimbalzo e preda ancora della formazione ospite con la numero 6 Pauletti. Adesso Bolognini, palla schiacciata a terra per Rosellini, Pauletti, la finta di Pauletti, ancora Pauletti che va sino in fondo, cambia passo, c'è il fallo di Podda sulla stoppata chiamata della direttrice di gara, la signora Arianna Del Gaudio della sezione di Napoli, mentre arriva il cambio fuori Podda, dentro la numero 7 Savatteri. Anna Pauletti in lunetta, a segno con il primo libero, c'è il controsorpasso, a segno anche il secondo. 29 per la Virtus, 31 per Civitanova, ancora 30 secondi da giocare. Palla affidata a Brunetti, palla dentro per Savatteri, spaglia canestro, si gira Savatteri, va sino in fondo, palla che danza ancora sul ferro. Quanti errori sotto canestro per la Virtus che, se avesse una percentuale più alta sotto canestro e al tiro, sarebbe abbondantemente in vantaggio in questa sfida, ma non soltanto in questa, perché è capitato spesso purtroppo in questa stagione. Mentre adesso la tripla, palla che tocca il ferro, c'è il rimbalzo, preda ancora di Civitanova, ma si chiude così il secondo quarto. Si va al riposo lungo con il parziale di 29 per la formazione cagliaritana, 31 per la formazione marchigiana, quindi si va al riposo lungo e poi noi rientreremo ancora in presa diretta. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Tutto pronto, palla in mano alla direttrice di gara Lucia Bernardo della sezione di Aprilia. Primo pallone che giocherà la Virtus Cagliari con Capitan Pellegrini. Arriva anche la sirena, Virtus che riparte con Zolfanelli, Pellegrini, Savateri, Brunetti e Kowalska, quindi con l'artiglieria pesante soprattutto sotto canestro. Risponde Civitanova con la numero 5 Rosellini, la numero 9 Zinic, poi la numero 6 Paoletti, la numero 11 Castellani e la numero 18 Binci. Questo il quintetto di coach Gabriele Carmenatti, del vice allenatore Donatella Melappioni. Adesso la tripla tentata da Zolfanelli, palla che sfiora il ferro ma termina direttamente sul fondo. Ancora Binci, posso palla, mentre in campo c'è capitana Jessica Trobbiani con la maglia numero 10. Adesso Zinic, palla affidata a Rosellini, calpesta la linea di fondo Zinic, palla che passa in possesso. Della Virtus Cagliari, 29 per la formazione cagliaritana, 31 per Civitanova. Ancora fermo il parziale, mentre è grande la giocata sotto canestro da parte di Kowalska, autrice di 12 punti al riposo lungo. Per la Virtus sono 7 quelli di Zolfanelli, mentre in casa Civitanova spiccano i 9 punti di Zinic e i 6 punti di Boccola. Ancora Zinic, palla appoggiata alla tabellone, poi al ferro, il rimbalzo favorisce Savateri, palla affidata a Zolfanelli, ancora il palleggio, la sterzata di Zolfanelli, lo scarico per Savateri che va verso il canestro, palla giocata con una mano, tocca il tabellone il ferro. Non soddisfattissima sicuramente Iris Ferrazzoli, che pretende tanto dalla giocatrice con la casacca numero 7. Adesso la tripla, palla tocca il ferro, poi il tabellone termina fuori. Gesto di stizza anche del vice allenatore Donatella Melappioni in casa Civitanova Marche, e si riparte 31 pari il risultato. 8 minuti 5 secondi da giocare in questo terzo quarto. Ricordiamo che la gara è un recupero di campionato valevole per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di basket femminile. Dirigono l'incontro la signora Lucia Bernardo della sezione di Aprilia e la signora Arianna Del Gaudio della sezione di Napoli. Kowalska, palla dentro per Brunetti, palla appoggiata al tabellone, 6° punto personale per Federica Brunetti. In vantaggio la Virtus, mentre adesso arriva la tripla tentata da Rosellini, che non è fortunata, palla dentro fuori dal canestro, mentre adesso la palla giocata da Pellegrini colpisce in pieno Zolfanelli, per sua fortuna non la affonda. Adesso ancora Kowalska, palleggio, arresto e tiro con palla che tocca il ferro, rientra in campo. Ancora Kowalska che chiama gli scambi da effettuare in fase difensiva. Adesso la penetrazione, Savateri rimane ferma ma c'è il fallo. Fallo di Savateri, andrà in lunetta Zinic.
anzi non si va in lunetta ma si riparte con il possesso palla affidato a Civitanova, possesso palla gestito da Francesca Rosellini, pallone corto, arriva il capitano Pellegrini che può ripartire con il pallone in mano. Vicino a lei Savateri, viene fermata Pellegrini, l'ultimo tocco è del numero 6 Paoletti, possesso palla ancora in favore della formazione cagliaritana. Si può ripartire Lussu, mentre è già pronta Zolfanelli nella postazione del cambio. Adesso Lussu per Brunetti. Adesso palleggio per Castellani, il movimento sotto canestro, ancora Castellani affida il pallone a Zinic che poi scarica per Rosellini, palla dentro ancora per Zinic, pressata da due giocatrici, poi la conclusione da 3 punti, arriva Kowalska che non si avvede invece dell'arrivo da dietro di Castellani che poi va alla conclusione, pallone corto che ha già superato la linea di fondo campo, cerca di salvare il possesso palla la numero 8 Boccola, pallone che non rimbalza su Brunetti ma aveva già superato la linea di fondo campo. Si riparte ancora con il possesso palla per Kowalska che si gira molto bene, piede perno, va alla conclusione, c'è il fallo, non c'è il canestro. Va a segno il primo libero da parte di Kowalska. A segno anche il secondo, 2+2. Si riparte +4 adesso per la Virtus che sta disputando una gara combattiva nonostante le difficoltà di questa stagione, nonostante la classifica che naturalmente spaventa l'ambiente cagliaritano, ma oggi sta sfoderando una ottima prestazione contro Civitanova. Adesso Lussu va lei in palleggio, perde palla, poi la recupera ancora Lussu, cambia ancora passo, mantiene il possesso palla, può andare sino in fondo, ci va sino in fondo, palla appoggiata al tabellone e questa è la dimostrazione del carattere oggi della Virtus, firmato ovviamente Anna Lussu, l'ex capitano del San Salvatore, che va sino in fondo, cambia passo 3 volte per andare ad appoggiare il pallone al tabellone e portare la Virtus a +6 su Civitanova. Adesso Kowalska, c'è il fallo, secondo il direttore di gara si assume la responsabilità la numero 3 della Virtus. Arriva il cambio dentro Capitan Trobiani, fuori la numero 6 Paoletti. Rosellini, pallone giocato, intercettato ancora da Kowalska, poi c'è il fallo, si prende il fallo la giocatrice con la casacca numero 3 che ha stravolto la squadra allenata da Iris Ferrazzoli, dando sostanza, dando fisicità, dando punti importanti alla formazione cagliaritana in poche settimane dal suo arrivo a Cagliari. Almeno oggi sta dando una grossa mano alla formazione bianco-blu. Si riparte Zolfanelli, il palleggio va via molto bene, arresto dei piedi a terra e tiro dalla lunetta del libero per il punto numero 39 della Virtus contro i 31 di Civitanova. Ancora il tocco di Kowalska che fa tutto con una tranquillità incredibile, dando, come ho già detto,
anche una serenità diversa alle proprie compagne. Adesso lo scambio, poi c'è il pallone perso da Civitanova sul pressing di Brunetti che in questa stagione sta trovando tante difficoltà per trovare il ritmo negli allenamenti, problemi al ginocchio, lo vediamo anche fasciato anche in questa giornata, quindi tanta terapia durante la settimana per provare a dare il suo contributo alla causa della Virtus, che ha perso anche Favento, rescissione del contratto consensuale con la società cagliaritana. Adesso Zolfanelli ancora, palla che tocca il ferro, poi arriva Savatteri che prova a vincere il rimbalzo, non ci riesce, riparte Civitanova con la palla affidata ancora a Rosellini, la stoppata ancora di Brunetti che poi può andare in contropiede, ma arriva tutta la formazione ospite in ripiegamento difensivo, pallone gestito ancora dalla Virtus, c'è il fallo su Zolfanelli che va anche alla conclusione, palla che tocca il tabellone, il ferro non va a canestro ma arriva il fallo della formazione ospite, c'è il cambio. Fuori Rosellini, dentro la numero 24 Zanetti. Zolfanelli in lunetta per la Virtus, va a segno col primo tiro libero, più 9 adesso per la formazione cagliaritana, ricordiamo 0 punti in classifica frutto di 16 sconfitte su 16 partite, mentre Civitanova ha 10 punti in classifica, 5 vittorie e 11 sconfitte in questo campionato di Serie A2 di basket femminile, mentre adesso si porta a più 10 la formazione cagliaritana in questo terzo quarto, 3 minuti 30 secondi al termine, mentre va a canestro subito la numero 8 Boccola. Adesso ancora Zolfanelli, taglia la strada alla diretta avversaria, allo scarico per Lussu, c'è Savatteri, il blocco ancora Lussu, prova la tripla, pallone che va a segno, anzi è da 2 perché i piedi erano sicuramente almeno sulla linea, quindi più 10 ancora per la formazione padrona di casa. Adesso Zanetti, il palleggio dentro per Zinic, ma ancora Kowalska che sradica il pallone dalle mani dell'avversaria, va sino in fondo, c'è il fallo su Kowalska che non riesce ad andare a canestro, ma sicuramente si prende il liberi. Va a segno ancora, sente solo il rumore della rettina in questo primo tiro libero, più 11 per la Virtus. Sbaglia il secondo, ma c'è il rimbalzo di Brunetti per 2 volte, ancora Brunetti sotto canestro, sbaglia anche la seconda conclusione. Adesso c'è il posto palla per Civitanova, Zanetti, ancora Zanetti, cambia idea, poi lo scarico per Capitan Trobiani, poi palla sporcata, anzi giocata male dalla numero 24 Zanetti, Lucrezia Zanetti, ancora possesso palla per la Virtus. Adesso Zolfanelli, ancora Zolfanelli sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, il rimbalzo di Savatteri con il fallo subito, palla che prende il ferro. Sbagliato il primo libero.
Sbagliato anche il secondo, riparte Civitanova. Savateri che aveva il 50% dalla lunetta dei liberi, 1 su 2, adesso peggiora la sua percentuale. Ancora Lussus in fondo, poi c'è il contatto, non c'è il fallo, c'è la ripartenza però per Civitanova con la superiorità numerica. Palla giocata sotto canestra, il rimbalzo di Zolfanelli, ancora pallone gestito dalla formazione ospite, lo scarico per Zanetti, il pallone tocca il ferro, arriva Kowalska ancora con il pallone in mano. Adesso Lussu per Zolfanelli. Palleggio di Kowalska, c'è il blocco di Savateri che poi va a canestro con altri 2 punti. Non le piacciono certo le cose facili alla numero 7 della Virtus. Sbaglia i liberi ma va a canestro, bloccando i piedi per terra. Fuori Brunetti, dentro Podda. Centimetri per sostanza fisica. Adesso posso palla. Ancora Binci, cerca e trova Boccola. Adesso Binci pressata da Lussu, palla messa fuori. Capitan Trobbiani blocca i piedi per terra, il rimbalzo di Savateri addirittura senza saltare, allunga le braccia, sfrutta tutti i suoi centimetri per arrivare sulla palla a spicchi e dare un altro possesso palla alla formazione cagliaritana che adesso va con Podda sino in fondo, palla appoggiata al tabellone. Ecco quando dico che sono usciti i centimetri di Federica Brunetti per il carattere e la caparbietà di Giada Podda, intendevo proprio questo. Va sino in fondo cercando ovviamente di dare sostanza alla sua formazione, adesso non riesce a mantenere il pallone in campo. Ci sono 18 secondi da giocare al termine di questo terzo quarto, mentre arriva il cambio, rientra in campo Francesca Rosellini al posto di Capitan Jessica Trobbiani. Sicuramente non la prende benissimo, va a sedersi in panchina. Neanche uno sguardo con il vice allenatore, che poi è lei che sta in piedi, è lei che parla più del capo allenatore sicuramente. Adesso Zanetti, terminano i 14 secondi. Adesso ci saranno 2 secondi per la Virtus da gestire per provare ad andare alla conclusione. Adesso Lussu, palla lunga, Savateri, il posto palla gestito così dalla Virtus per non rischiare. Termina il terzo quarto, 48 Virtus, 33 Civitanova Marche. Palla in mano a Civitanova Marche per questo ultimo quarto della sfida, valevole per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di basket femminile tra la Virtus Cagliari, che conduce 48-33 contro Civitanova Marche. Adesso c'è il fallo di Lussu.
va a segno Zanetti con il primo libero. Va a segno anche col secondo. (48-35). Adesso Podda scarica per Kowalska, non deve fare l'errore di abbassare il ritmo e la guardia alla Virtus per cercare di portare a casa questi primi punti del campionato. Adesso c'è il fallo di Podda, per sua fortuna Boccola non va a segno. Fuori Podda, dentro Pellegrini. A segno anche Boccola. A segno anche con il secondo. 48-37. Già recuperato 4 punti in neanche un minuto Civitanova. Adesso c'è il fallo su Zolfanelli. Due falli commessi dalla Virtus, uno da Civitanova Marche, va in lunetta Zolfanelli. Punto numero 12 per Zolfanelli, che ha chiuso i primi 3 quarti con 11 punti al suo attivo. Ha fatto meglio di lei Angelica Anna Kowalska con 17 punti, che sono 13. Adesso i punti di Zolfanelli, autrice comunque di un'ottima gara, sono 7 quelli di Anna Lussu. Adesso arriva ancora Zanetti alla conclusione, altri 2 punti, mentre in casa Civitanova rimangono 9 quelli di Zinic, 8 quelli di Boccola dopo il terzo quarto. Boccola che è già andata però in doppia cifra, almeno con i 2 tiri liberi, mentre adesso Pellegrini, palleggio, palla che tocca il tabellone e va ancora a segno. Zanetti, la sterzata, la finta contro Lussu, arresta il passo, poi la conclusione dove arrivano le mani di Kowalska, che poi esce in mezzo a 2 giocatrici, subisce il fallo, chiede l'infrazione di passi. La numero 5 Francesca Rosellini, alla direttrice di gara, non è d'accordo. Si riparte con il posto palla affidato a Pellegrini per Zolfanelli. 8 minuti 25 secondi sul cronometro da giocare in questo ultimo quarto della sfida tra Virtus Cagliari e Civitanova Marche. Ancora Kowalska sotto canestro, Brunetti sguscia via, arresto e tiro di Brunetti ancora da 2 punti. 54-39 per la Virtus. Posto palla affidato ancora alla tripla mezza segno da Rosellini, che cerca di far capire alla Virtus che è sempre sul pezzo. Adesso più 12 per le bianco-blu di Iris Ferrazzoli. Pellegrini, il palleggio, cerca di cambiare passo. Adesso Kowalska, c'è il blocco, Lussu, palla ancora in mano a Lussu, affidata poi a Kowalska che deve andare sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, non c'è il fallo, non c'è neanche il canestro. Adesso Zanetti manda a voto l'avversaria, poi va alla conclusione, il ferro dice di no alla conclusione della numero 24. Arrivano le mani di Brunetti, che poi prova a tirare un sospiro di sollievo, ma soprattutto a rifiatare. Adesso Zolfanelli, ancora Capitan Pellegrini, pressata da molto vicino dalla numero 5 Rosellini. Ancora Brunetti, mantiene il posto palla, c'è il fallo su Brunetti, non ovviamente viene convalidato il tiro, mentre Pellegrini sanguina dal naso.
va lei a bordo campo direttamente dal medico, ha lasciato il parquet alla numero 7 Savatteri. Zolfanelli per Lussu, la conclusione di Lussu, palla che tocca il ferro, arriva Brunetti da dietro, sradica il pallone dal possibile intervento della numero 11 Castellani e va ancora la conclusione, mentre dalla parte opposta ancora la tripla cercata da Rosellini, questa volta non ha fortuna ma è Lussu che sguscia via con il pallone tra le mani. Adesso c'è il pressing alto, Kowalska lo gestisce alla perfezione dopo la gran giocata di Zolfanelli. Ancora Lussu, si affida a Zolfanelli, 6 secondi per andare alla conclusione, ancora Zolfanelli, Kowalska si rende in fondo dalla lunetta a piede perno, si gira, prova la conclusione, Corta che rimane in campo, può ripartire così Civitanova che ha la superiorità numerica in questo momento. Ancora la numero 5 Rosellini che scarica, poi palla lungo il perimetro, schiacciata a terra dove arriva la numero 11 Castellani, c'è la conclusione, palla che tocca il tabellone laterale e poi il ferro e arriva il time out sul parziale di 56 per la Virtus, 42 per Civitanova. Palla affidata a Lussu, ripartono subito i 24 secondi, possesso palla per la Virtus, ancora Lussu, davanti a lei Kowalska che poi riceve ancora, pallone affidato ad Anna Lussu che va in palleggio alla sterzata, abbassa il ritmo, palla dentro per Savatteri, spaglia canestro, si gira Savatteri contro due avversari e palla che rimbalza ancora sul ferro, va alla conclusione, cerca e trova lo spazio per andare alla conclusione, non fortunata. Però andrà in lunetta, vediamo se migliora la sua percentuale. Va a segno col primo libero. A segno anche col secondo. Si riporta al 50% dalla lunetta, ancora dentro per Zinic, c'è la conclusione corta, arriva Zolfanelli a recuperare il pallone, parte lei, c'è il fallo involontario. Se la ride Zolfanelli, protesta la numero 6 Anna Paoletti, è arrivato il fischio, quindi il fallo. Paoletti faceva notare alla direttrice di gara che Zolfanelli, come Zolfanelli fosse inciampata da sola, ma non era nello stesso avviso. L'arbitro che ha fischiato il fallo va in lunetta a segno con il primo libero. Sbaglia il secondo che sembrava ormai dentro, invece rimbalza fuori, possesso palla ancora per Civitanova che va alla conclusione con la numero 16 Bolognini che va a canestro. Adesso Kowalska, forse uno dei primi errori della sua partita, la tripla tentata dalla numero 5. Francesca Rosellini con il pallone che poi termina in rimessa laterale, fuori Savatteri, dentro di nuovo Pellegrini che ha superato il problema dopo uno scontro di gioco, quindi possesso palla ancora Kowalska, riceve Pellegrini che si abbassa, ancora Pellegrini, c'è lo scarico per Zolfanelli, la sterzata di Zolfanelli passa in mezzo a tre giocatrici, poi lo scarico per Podda, anzi per Lussu, scusate,
Anna Lussu gestisce il pallone, lo affida poi a Zolfanelli. 5 secondi ancora per andare alla conclusione, sono 2, va sino in fondo lo scarico, la conclusione che va a segno ancora di Anna Lussu sullo scadere della sirena. Si prende tutto il tempo la Virtus, si assume i suoi rischi l'ex capitano del San Salvatore Serargius, bandiera e icona della formazione giallonera per tanti anni. Quest'anno è andata a rinforzare il roster della Virtus Cagliari. Ancora Lussu che può ripartire in contropiede, palla appoggiata al tabellone, altri 2 punti sull'assist di Kowalska. L'abbraccio tra Lussu e Kowalska, la gioia della panchina della formazione cagliaritana. 63 per la Virtus, 44 per Civitanova, con 4 minuti e 1 secondo da giocare. Possesso palla affidato a Rosellini, c'è il pressing di Pellegrini sulla numero 11 Castellani, ancora Rosellini, Paoletti, la sterzata di Paoletti che poi cerca la conclusione, viene stoppata a Pellegrini, c'è il fallo. Secondo fallo personale per Pellegrini, a segno il primo libero per Anna Paoletti, va a segno anche col secondo. Si libera Zolfanelli, ancora Zolfanelli, va via molto bene alla diretta avversaria, supera di slancio anche la seconda, palla affidata a Brunetti, ancora Brunetti che difende e protegge il pallone. Zolfanelli, 8 secondi per andare alla conclusione, ancora Zolfanelli cerca lo spazio, cerca di liberarsi, lo scarico, Brunetti va alla conclusione, pallone lungo che rimane però in campo. Passo palla che passa in mano di Civitanova, 3 minuti e 21 secondi da giocare. Ancora Rosellini cerca lo spazio, controllata da la diretta avversaria, vale a dire Zolfanelli. Poi c'è il fallo di Lussu, sulla numero 6 Paoletti, che andrà ancora in lunetta, quindi canestro convalidato più il fallo fuori. Lussu, dentro Savatteri, Paoletti con la libero aggiuntivo, 63-49, più 14 per la Virtus che perde un altro pallone. Adesso c'è il contatto, adesso il rimbalzo e preda ancora di Civitanova, che sembra avere più grinta e più fame in questo momento. La Virtus non deve abbassare la guardia, c'è il fallo, su Kowalska. Predica calma, c'è il fallo fischiato ai danni di Francesca Rosellini. Savatteri, palla affidata ancora a Pellegrini, c'è il posto palla libera per Savatteri che si gira, lo scarico, trascorso il tempo per
il possesso palla. Arriva il time out chiesto dalla panchina di Civitanova. 2 minuti 43 secondi al termine di questo incontro. Ancora Rosellini, possesso palla giocato subito da Civitanova che va a segno per altri 2 punti, 63-51. Deve gestire questa fase dell'incontro la Virtus, che adesso riparte con Pellegrini. C'è il raddoppio, palla dentro per Savatteri che va a canestro. Positiva la gara anche di Lucia Adele Savatteri. Adesso la conclusione, non arriva Brunetti, arriva prima di lei la numero 16 Irene Bolognini. Ancora la tripla, non va a segno. Adesso arriva invece la mano di Federica Brunetti. C'è il pallone protetto da Pellegrini. (121 secondi da giocare sul cronometro da qui alla fine dell'incontro). Possesso palla ancora per la Virtus. Adesso Brunetti 1-2 subito con Pellegrini che può andare sino in fondo. C'è il pallone appoggiato al tabellone, poi arriva Savatteri, lo scarico dietro ancora per Pellegrini. Kowalska affida il pallone a Zolfanelli. Ancora Zolfanelli, deve andare alla conclusione, un secondo. Zolfanelli va alla conclusione, pallone corto. È vero che trascorrono secondi preziosi per la Virtus, ma è un altro possesso palla mal gestito dalle ragazze di Iris Ferrazzoli. Adesso lo scarico, pallone che rimane là, arriva Brunetti, c'è il fallo su Brunetti. Fallo fischiato ai danni della formazione ospite. Andrà in lunetta Federica Brunetti. Ancora 90 secondi da giocare in questa sfida. Ricordiamo recupero di campionato valevole per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di basket femminile. A segno il primo tiro libero per Brunetti. A segno anche il secondo, 67-51. Questo dice il tabellone in favore della Virtus. Ancora Paoletti, possesso palla, lo scarico per Rosellini, la tripla tentata da Rosellini, poi c'è il pallone giocato, recuperato da Savatteri con un altro rimbalzo sotto canestro, poi Zolfanelli, lo scarico per Pellegrini. Ancora Pellegrini, Zolfanelli, la finta, lo scarico per Pellegrini che va sino in fondo. Palla appoggiata al tabellone, giocata sotto canestro, non va a segno, può ripartire così Civitanova, lo scarico per Paoletti, arresto i piedi a terra, la tripla tentata da Paoletti, ancora un altro rimbalzo di Savatteri che poi recupera il pallone, lo gioca alla perfezione su Pellegrini che poi libera molto bene Zolfanelli. 2 contro 1 tra Zolfanelli e Brunetti, palla appoggiata al tabellone per il punto numero 67 di questo incontro per la Virtus, anzi 69-51 per la Virtus. Un parziale ampio per le cagliaritane, un punteggio che dà naturalmente morale alle ragazze di Iris Ferrazzoli. Adesso c'è il fallo di Savatteri con canestro. (20 secondi da giocare). Adesso va a segno anche con il libero, 69-55 in favore della Virtus. Adesso Pellegrini lancia a lungo dove c'è Savatteri che aggancia,
viene recuperata. Savateri ancora alla conclusione, l'ultimo tocco è il suo, non riescono Savateri e Kowalska, ma Kowalska ha sempre un gesto di incoraggiamento verso le proprie compagne. Ancora 12 secondi, la gioia delle ragazze in panchina della Virtus, palla sporcata, ancora 4 secondi per andare alla conclusione, arriva il pallone sotto canestro con la stoppata di Kowalska e arriva anche la sirena. Arriva anche la sirena, chiedono il fallo alle giocatrici di Civitanova. Non è così, secondo le direttrici di gara. Arriva la vittoria, la prima vittoria stagionale. Arriva la prima vittoria stagionale per la Virtus. Scusate, ma io sto guardando anche la discussione a distanza tra il capitano della Civitanova Marche, vale a dire Jessica Trubbiani, con le direttrici di gara. Proteste vibranti sulla richiesta dell'ultimo fallo, mentre ci sono i festeggiamenti per la Virtus, che lanciano addirittura le scarpe in aria per sfattare questo tabù che oggi è stato sfattato qui al Palaresivo di Cagliari con la prima vittoria del campionato. Prima vittoria importante, 69-54 per la Virtus contro Civitanova Marche, e viene cancellato quello 0 in classifica sia per le vittorie sia per i punti messi a segno in questo campionato. E a noi ovviamente non fa che piacere poter descrivere questa prima sfida, questa prima vittoria della Virtus Cagliari. Da Alessandro Carta un ringraziamento a tutti gli amici che sono rimasti sintonizzati con Directa Sport, Andrea Farris per le immagini e la parte tecnica di questa giornata. Ancora un ringraziamento e un saluto. Poi in settimana troverete naturalmente le interviste del post partita.